Non so, in difficoltà di che spese che devo fare così, non sarà una casa Bene, buonasera a tutte e a tutti. Direi che se siamo tutte e tutti d'accordo possiamo iniziare questo incontro, questo confronto, questa presentazione di Violare gli spazi, militarizzazione in tempo di pace e resistenza locale della professoressa Aide Esu per l'editore Ombre e Corte. Questo è un incontro organizzato dal Manifesto Sardo e dalle attiviste e dagli attivisti del movimento sardo contro l'occupazione militare a Foras, che vuole presentare un libro che propone una lettura critica della militarizzazione in Sardegna. I 4 capitoli di questo volume ci raccontano complesse connessioni politiche, sociali, ambientali, da un lato con la costruzione di senso dell'occupazione militare in Sardegna anche a livello storico, e dall'altro con la dimensione della resistenza alla occupazione militare. Questo è un lavoro di ricerca, di analisi che tra l'altro si è concluso durante un tentativo di cessate il fuoco durante quei terribili eventi seguiti dal 7 ottobre e i successivi bombardamenti su Gaza. Questo è un lavoro che con fonti istituzionali e materiali originali non si limita, non si ferma solo alle 138 pagine del libro, perché solo la biografia contenuta al termine del libro diventa uno strumento storico, politico, fondamentale per chiunque voglia capire la presenza militare in Sardegna, dai semi di ribellione di cui parleremo del 68 di Pratobello fino al 2014, alla nascita del movimento di Aforas. Abbiamo pensato di fare una diretta di questo confronto che sta andando ora su la pagina YouTube del Manifesto Sardo. Si potrà riseguire anche in seguito in differita. Io pensavo di costruire un dialogo tra la professoressa Esu e le attiviste e gli attivisti di Aforas, che in questo caso sono rappresentati da esatto da Gian Maria Cabras, scusa. Naturalmente apriremo anche un confronto e un dibattito con voi. Inizierei subito con un dialogo con la professoressa Esu, perché le basi militari hanno svolto sotto il profilo geopolitico nella storia una funzione di regolamentazione degli affari internazionali. Anche dopo la fine dei 2 blocchi hanno avuto una funzione di deterrenza durante la guerra fredda e hanno contribuito poi alla cosiddetta lotta al terrorismo dopo l'11 settembre. Sulla costruzione storica del senso e delle ragioni della presenza militare delle basi ci sono certamente gli accordi Italia
USA del dopoguerra, la posizione geostrategicamente privilegiata della Sardegna, il piano Marshall e il conseguente ruolo della stampa e della politica. Ma come si è costruito il consenso alla militarizzazione nell'opinione pubblica? Com'è possibile declinare le basi militari come agenti di cambiamento? Com'è possibile che la povertà, l'isolamento, lo spopolamento, la bassa coesione interna, mali che storicamente colpiscono la nostra isola delle disuguaglianze, siano diventati elementi di forza a favore degli insediamenti militari, o quantomeno siano stati trasformati in punti di forza. Come è potuto accadere che una certa parte del nostro senso comune, che in una certa parte del nostro senso comune si sia insediata la connessione tra modernizzazione, lotta alla povertà estrema e quindi conseguente aiuto militare? Perché la necessità del mito della militarizzazione è penetrato nel nostro tessuto sociale, nelle nostre comunità locali in Sardegna? Grazie Roberto, buonasera a tutti e tutte. Allora, come comincia questa avventura? Questa avventura comincia a partire da un disegno di tipo geostrategico che non ha riguardato l'Italia, ma ha visto come attore principale gli Stati Uniti, a partire da un documento che si chiama Islands Concept, che viene applicato al caso della Sardegna, così come viene applicato al caso di decine e decine di altre isole che stanno nel Pacifico e sono in altri territori particolarmente isolati. Alcuni degli elementi a cui facevi riferimento tu in realtà diventano i capisaldi di questa strategia, perché come abbiamo potuto leggere nei documenti pubblicati da Wikileaks, le prerogative per l'installazione delle basi militari prevedevano territori isolati, una bassa coesione sociale, una classe politica subalterna, sostanzialmente un territorio difendibile e modificabile a partire da quelli che erano gli obiettivi militari. Quindi la Sardegna nell'immediato dopoguerra possiede esattamente tutti questi elementi, e questi sono diciamo, gli elementi di scelta da parte degli operatori e degli analisti americani, che individuano la Sardegna un territorio facilmente suscettibile di interesse da questo punto di vista. Aggiungiamo a questo la posizione nel Mediterraneo, che dal punto di vista, diciamo, degli analisti è considerato una sorta quasi di portaerei naturali, e questa definizione di Sardegna come una portaerea naturale ritorna come un eco anche nelle argomentazioni dei militari italiani, che giustificheranno nelle pagine del quotidiano L'Unione Sarda negli anni 50 la scelta della Sardegna. Quindi la scelta della Sardegna in realtà è una scelta dovuta, perché aveva tutti questi elementi. Del resto l'Italia non si è mai opposta a questo disegno, così come non si è opposta all'installazione di altre basi militari nel suo territorio. Ricordo che il Nord Italia ha avuto una presenza militare ben più importante della nostra, perché durante tutto il periodo della guerra fredda era necessario fare un muro contro il pericolo comunista jugoslavo, quindi il Friuli Venezia Giulia è stato particolarmente militarizzato da questo punto di vista. La Sicilia lo è stata altrettanto, con l'insediamento di basi americane, e lo è ancora oggi. Ancora oggi la Sicilia è territorio strategico nella guerra in Ucraina, perché dalla Sicilia partono gli aerei drone seguendo dei percorsi di cui nessuno ci racconta mai molto in realtà, perché sappiamo molto poco del nostro coinvolgimento diretto nella guerra in Ucraina. Quindi la Sardegna ha una storia che è la storia delle isole. La storia delle isole è fatta esattamente di tutto questo. Aggiungiamo il fatto che le isole sono territori dove
è facilmente come dire, occultabile ciò che viene fatto nei suoi spazi. La Sardegna è particolarmente spopolata, quindi ha molti spazi ideali da questo punto di vista, e la discrezionalità di quello che viene fatto è uno degli elementi come dire, fondamentali dal punto di vista militare. Nessuno deve conoscere ciò che viene fatto, e lo è anche per l'industria privata. Penso che l'industria privata, che soprattutto la poligono del Salto di Quirra, ha utilizzato ampiamente porzioni di quel territorio per testare materiali soggetti, diciamo, a segreto industriale, ma con delle fortissime connessioni e interessi da parte dell'industria bellica. Quindi c'è questo trade union tra interesse privato, interesse pubblico e interesse della difesa, e questo, diciamo, crea questa sorta di disegno di occupazione militare. Io preferisco chiamarla occupazione militare, non servitù militari, non poligono militari, perché se noi andiamo a guardare esattamente quello che è accaduto in questo territorio, le servitù militari si aggiungono a porzioni di territorio ad uso esclusivo militare, di demanio militare, ma di fatto è un territorio di cui i sardi non dispongono in nessun modo, perché quando ogni tanta primavera ci sono gli addestramenti delle interforze NATO, di fatto il territorio della Sardegna non è agibile né in superficie, né in mare, né dai quattro, diciamo, punti di vista, quindi mare, terra, sottomarino e aria. Quindi questo diventano, diciamo, le prerogative fondamentali, e sono anche le ragioni che vengono costantemente riportate nelle interviste dei comandanti militari della scelta di Capo Teulada, perché Capo Teulada è considerato in Europa l'unico poligono militare dove è possibile esercitarsi su questi 4 livelli. Quindi l'idea che Capo Teulada potesse essere dismesso, così come sembrava dagli accordi dopo la relazione della Commissione del Senato sull'uranio impoverito, questi erano, diciamo, parte degli accordi istituzionali, di fatto negli ultimi 5 anni Capo Teulada è tornato a essere essenziale, fondamentale per l'esercizio non solo dell'esercito italiano, ma soprattutto degli eserciti NATO. Quanto al ruolo della stampa, di cui mi hai chiesto prima, allora la stampa ha giocato un ruolo fondamentale soprattutto nella fase di accreditamento delle presenze militari. Con una ricerca fatta con un mio collega abbiamo analizzato gli articoli pubblicati sull'Unione Sarda dal 1952 al 2012, circa oltre 6.000 articoli, dai quali non sto qui a disquisire sulle questioni metodologiche, perché ho usato una tecnica metodologica un pochino complicata per analizzarli, ma di fatto sono apparsi, diciamo, 4 grandi blocchi importanti. Il primo blocco è quello che noi abbiamo chiamato della modernizzazione, cioè le basi militari sono presentate come uno strumento importante di fuoriuscita dalla povertà, uno strumento importante per posizionare la Sardegna al cuore della modernità, e il cuore della modernità era l'industria aerospaziale. E l'industria aerospaziale ancora oggi torna a essere l'elemento centrale su cui si insiste, tant'è che la Regione Sardegna ha delle sue 3 linee strategiche sulla ricerca, dedica all'aerospazio una quota importante di risorse dell'Unione Europea. Quindi questo, vedete, il filo rosso continua e continua in maniera sistematica. Per Castelnuovo viene presentato sull'Unione Sarda come al cuore di questa modernità. I foghesini, ci sono titoli fantastici dell'Unione Sarda che parlano di foghesini nello spazio, no? Quando vengono lanciati i primi razzi del programma Ariane, si testano queste testate di questi missili. Nessuno in realtà ci racconta che cosa contenevano le testate di questi missili. Ahimè, li abbiamo scoperti molto, molto più tardi, grazie all'investigazione del giudice Fiordalisi, senza il quale non avremmo probabilmente conosciuto esattamente gli impatti che queste attività hanno avuto nell'ambiente e nella vita delle persone che sono state esposte a quei rischi. Grazie. Un'altra domanda che mi piacerebbe porti è sul profilo metodologico
con cui hai portato avanti questa ricerca, in cui hai parlato di 8 anni di interviste al movimento di resistenza locale alla militarizzazione, che vanno dai focus group a Villa Puzzu per Das de Vogu, fino ad arrivare anche alle attiviste e gli attivisti dello studentato occupato dell'occupazione sociale di Saddam. Allora, come ti ho accennato prima, in realtà qui dentro ci sono un sacco anche di piccole sperimentazioni di cui poi parlerò alla fine, perché abbiamo fatto una piccola sperimentazione un anno e mezzo fa. Allora, abbiamo usato per l'analisi della stampa una tecnica che si chiama Ethnographic Content Analysis, che consiste in un'analisi, diciamo, di tipo statistico, ma associata a una interpretazione di tipo etnografico sulla base dell'analisi dei titoli di questi giornali, e questo ci ha consentito appunto di fare quello che vi ho raccontato poco fa, di individuare questa dimensione importante sulla modernità, seguita poi invece dall'emergere, soprattutto a partire dagli anni 60, dalle prime forme di protesta strutturate, Pratobello, la Maddalena, e poi più tardi, appunto a partire dal 2014, il movimento antimilitarista contro l'occupazione militare della Sardegna. E a partire da queste però io ho praticato, diciamo, tecniche osservazionali dentro il movimento di protesta, ho partecipato alle manifestazioni, ho partecipato alle assemblee con assiduità e regolarità, e poi contemporaneamente abbiamo svolto dei focus group nel territorio, perché abbiamo avuto, diciamo, 2 grandi blocchi di finanziamento di questa ricerca, sempre da parte della Regione Sardegna, uno che ha riguardato nello specifico il poligono del Salto di Quirra e un altro invece che ha riguardato più complessivamente tutta la Sardegna. Quindi in queste circostanze io ho avuto modo di fare dei focus group a San Vito, oltre ad aver intervistato tutti i sindaci dei comuni ricadenti nell'area del poligono del Salto di Quirra, diciamo 2 focus group, uno a San Vito e uno per Das de Vogu, perché ci interessava attraverso il focus group esplorare il vissuto dei residenti in relazione alle basi e soprattutto le conseguenze, perché ormai, diciamo, questi focus li abbiamo fatti quando il processo di Lanusei era in corso, e quindi si era parlato molto di quello che erano state le conseguenze per quel territorio dei test delle armi, del brillamento delle armi esauste o obsolete, e poi tutte le altre conseguenze dovute invece all'utilizzazione dei missili a testata che contenevano in realtà, si temeva fosse una testata nucleare, in realtà contenevano delle sostanze ben più pericolose come torio e cesio. Quindi questi sono poi stati messi in evidenza molto chiaramente nel processo di Lanusei dal professor Lodi Rizzini del Politecnico di Torino. Quindi questi sono, diciamo, metodologicamente gli strumenti che abbiamo usato, e poi successivamente con il movimento di Forest abbiamo sperimentato una tecnica che si chiama Future Lab, è una sorta di workshop partecipativo in cui si analizzano le problematiche, le utopie, le visioni future possibili per il movimento. Quindi alla fine, diciamo, c'è un mix di diversi strumenti metodologici. Grazie. Un'altra domanda che ti volevo porre è sulle isole, cioè le isole sono sempre state oggetto di attenzione, di grande interesse da parte degli analisti militari, in particolar modo degli analisti militari americani. C'è una relazione, se c'è, tra l'occupazione militare delle basi in Sardegna, l'occupazione militare delle basi nel Mediterraneo e nel resto del mondo? Possiamo parlare di forme di colonizzazione da parte delle infrastrutture militari e dello Stato in Sardegna e in tutte le isole che sono state occupate militarmente dalle basi
militari. Allora, come accennavo prima, l'uso delle isole fa parte, diciamo, di questa definizione fatta a tavolino dagli analisti americani che hanno disegnato, diciamo, il profilo ideale e la Sardegna rientrava all'interno di questo parametro delle isole ideali. In realtà l'occupazione della Sardegna ha una storia un po' diversa dalle altre, nel senso che le isole del Pacifico hanno una lunga storia di colonizzazione britannica in parte, americana successivamente, alcune di queste con delle gravissime forme di brutalità nei confronti dei residenti. Penso al caso dell'isola di Chagos, dove i chagossiani sono stati forzatamente allontanati e hanno vissuto per oltre 2 anni in una sorta di campo profugo improvvisato, perché nessuno si era preoccupato di allestire un'accoglienza per loro, e soltanto dopo 25 anni sono riusciti a vedere riconosciuti i propri diritti, ma di fatto Chagos è ancora unicamente una base americana e i chagossiani ancora oggi non possono tornare a casa propria. Se non altro, dopo la lunga battaglia di 25 anni, hanno almeno l'onore di vedere riconosciuta la violazione di un loro diritto che di fatto però per 25 anni gli è stato totalmente negato. Quindi dentro questo quadro articolato e complesso delle isole, un collega americano che si chiama David Vine, un antropologo, ha scritto un libro molto bello che si chiama Islands of Shame, proprio sul caso di Chagos e dei chagossiani, e ha mappato oltre 280 isole controllate dagli Stati Uniti nel Pacifico. Immaginatele come tanti puntini in mezzo a questo mare. Tutti questi puntini in realtà sono luoghi di utilizzazione privilegiata ed esclusiva degli americani, che di volta in volta le usano a seconda dei posizionamenti strategici delle guerre che combattono. Negli anni 60 erano fondamentali per la guerra in Vietnam, poi si sono spostati ancora un po' più a sud perché la guerra del Golfo è diventata rilevante, e la guerra del Golfo è stata anche rilevante nell'abbandono della Maddalena, perché gli americani sono andati via dalla Maddalena non sotto pressione del governo italiano. Il governo italiano ha ignorato il loro arrivo, così come ha ignorato la loro partenza, in una totale relazione di subordinazione e di sudditanza nei confronti degli Stati Uniti. E quindi questo rapporto con le isole è un rapporto di tipo neocoloniale. La Sardegna è subordinata alle decisioni dello Stato italiano, e lo Stato italiano è subordinato alle decisioni degli Stati Uniti. Senza dimenticare che nella partizione post-bellica gli Stati Uniti hanno controllato il territorio della Germania. La Germania nell'immediato dopoguerra aveva fino al 2010 330 basi militari sparse in tutto il territorio a macchia di leopardo. Alcune di queste molto grandi, tanto da creare quelle che vengono chiamate le Little America, cioè delle vere e proprie villaggi americani che vengono ricostruiti a uso e consumo non solo dei militari ma soprattutto dei familiari che vivono lì, che non acquistano nulla al di fuori di questo spazio che è ridefinito. Quindi è una vera e propria occupazione territoriale in cui ricreano le loro condizioni, le condizioni di casa loro. Il Giappone ha vissuto un'esperienza ancora più drammatica, perché ai giapponesi gli americani hanno scritto la Costituzione. L'accordo di pace con i giapponesi non è stato sottoscritto tra politici, ma è stato sottoscritto dai militari. Quindi questo dà la dimensione della forza cogente dei militari in quella circostanza, e l'occupazione in Giappone degli americani è una delle occupazioni più brutali, soprattutto nei confronti delle donne, perché la base di Okinawa è nota per tutta una serie di soprusi e di abusi sessuali perpetrati dagli americani nei confronti delle donne giapponesi. Quindi un po' l'Italia si è trovata a essere, diciamo, quella che ha vissuto le condizioni migliori rispetto ai paesi sconfitti dalla seconda guerra mondiale, probabilmente mitigato dal fatto che comunque l'Italia ha avuto una guerra di liberazione nazionale, e quindi, come dire, la forza nei confronti dell'Italia è stata un po', come dire, ammorbidita da tutto questo. E le isole, ripeto, diventano da questo punto di vista rilevanti. Il caso della Maddalena è emblematico da questo punto di vista.
quando viene chiusa la base di appoggio per i sottomarini nucleari in Spagna, guardando la mappa del Mediterraneo, l'arcipelago della Maddalena è sembrato essere il luogo ideale. Era un arcipelago, e gli arcipelaghi sono fondamentali nella logica di occupazione territoriale bellico americano, perché offrono una serie di vantaggi collaterali rispetto alle singole isole. E alla Maddalena, diciamo, l'arrivo degli americani è stato vissuto dai maddalenini, diciamo, non dico con neutralità, però gli Maddalenini storicamente è un'isola militarizzata da sempre, nasce come isola militare la Maddalena. I Maddalenini sono abituati da sempre alla presenza della Marina Militare, e la Marina Militare ha rappresentato storicamente per la Maddalena anche un punto di orgoglio dal punto di vista del riconoscimento. Pensate semplicemente alla portata degli edifici di cui i maddalenini sono particolarmente orgogliosi. Altro è quello che poi l'effetto militare sull'isola. E l'arrivo degli americani sostanzialmente è stato vissuto per molti anni con un atteggiamento, tra virgolette, di neutralità. Altra è la connivenza della regione Sardegna con il mancato esercizio politico di controllo sul sistema di radiosorveglianza dell'isola, perché il sistema di radiosorveglianza nucleare viene fatto a distanza di 7 anni, mentre le installazioni nucleari hanno l'obbligo di avere un piano di sicurezza importante, un piano di sicurezza che non è mai esistito, tant'è che l'Associazione Italiana dei Fisici ha sollecitato da subito, richiamato l'attenzione del governo italiano sulla pericolosità dell'insediamento con sottomarini a testata nucleare in un territorio così vulnerabile come l'arcipelago, esposto anche a delle condizioni meteorologiche particolari, quindi di rischio particolare, però poi di fatto questo appello non è stato assolutamente preso in considerazione, e tutta la vicenda del controllo e del rischio dell'arcipelago della Maddalena è finito in un nulla, compreso appunto, ripeto, la connivenza del governo regionale sardo, che di fatto, a parte alcune proteste, sostanzialmente non è fatto nulla. Grazie. Ora coinvolgo anche Maria di Aforas, perché nel chiedere come nasce la resistenza alla militarizzazione in Sardegna un ruolo fondamentale oggi lo gioca questo movimento, che appunto è nato nel 2014 attraverso una forma di rete di organizzazioni, personalità, attivisti, associazioni, e che ha aperto un vero e proprio conflitto sociale all'interno del confronto con lo Stato in relazione all'occupazione militare. Quindi la cosa che certamente ci interessa sapere è appunto che cos'è questo movimento, come è nato, quali attività sta portando avanti. Buonasera a tutti, vi ringrazio per l'invito. Allora, come hai ben detto, Aforas nasce intorno al 2014, poi l'evento fondativo ufficiale di giugno del 2016, nasce in seguito alle necessità di trovare un'unione di intenti, un'unione di organizzativa da parte dei vari movimenti antagonisti all'occupazione militare in Sardegna, che esistono in realtà già subito, già dagli anni 50, quando le prime comunità sono state deportate per poter liberare i territori che poi sono stati occupati dai poligoni militari. Nasce la resistenza, l'antagonismo nei confronti dell'occupazione militare. Questa poi è continuata, si è evoluta, è cresciuta, ma in tutti questi anni non c'è mai stato un vero e proprio coordinamento regionale, o comunque si è arrivati agli anni 10 del 2000, in cui mancava un reale coordinamento regionale. Esistevano decine di realtà sparse in tutto il territorio, ragione per cui si è
pensato, si è ragionato collettivamente per dar vita a un movimento che potesse riunire tutte queste istanze, tutti questi movimenti, tutte queste personalità all'interno di un'unica organizzazione. Non solo, a Foras si pone anche l'obiettivo di essere un prototipo organizzativo totalmente differente rispetto a quelli che noi troviamo nella nostra società normalmente. Infatti siamo un movimento completamente orizzontale, privo di una qualsiasi struttura verticistica. Funzioniamo grazie alle assemblee che si riuniscono sia su base territoriale, e quindi su vari nodi territoriali, sia su base regionale, quindi mensilmente ci sono delle assemblee regionali in cui tutti i nodi partecipano collettivamente, e ovviamente tutti i nodi poi sono rappresentativi di quelle che sono le realtà del territorio, quindi di altre associazioni, di altri movimenti, di altre persone che si muovono attivamente per la lotta all'occupazione militare del territorio. Tutta questa organizzazione ci serve fondamentalmente per portare avanti diversi progetti. Oggi stiamo portando avanti dei tavoli di lavoro che sono stati fondati al campeggio di quest'estate. Ogni anno a Foras organizza dei campeggi in cui tutti i membri di Aforas, ma anche i non membri, chiunque si voglia avvicinare, chiunque abbia piacere di partecipare, può partecipare. Si fanno solitamente 4-5 giorni di full immersion in cui si fa un po' il punto della situazione e si fa la progettazione dell'anno a venire. Per quest'anno, quindi per l'autunno del 2024 e per tutta la primavera e estate del 2025, ci siamo organizzati per creare dei tavoli di lavoro che sono dei tavoli di analisi, di approfondimento politico, che ci servono per avere appunto un approfondimento di quelle che sono le attuali situazioni su più fronti. C'è un tavolo di lavoro, ad esempio, sulla salute, e quindi sulle problematiche della salute pubblica generate dall'occupazione militare. C'è un tavolo di lavoro giuridico che va ad analizzare quelle che sono le problematiche e tutte le leggi che non vengono rispettate da parte dei poligoni militari, e quindi di conseguenza come il movimento può rispondere e attaccare il Ministero della Difesa per far sì che queste leggi vengano rispettate, visto che sono leggi emanate dallo Stato di cui il Ministero fa parte. C'è un tavolo di lavoro del territorio in cui si va a fare un'analisi territoriale e sociale di quelle che sono le problematiche appunto generate all'interno delle comunità dell'occupazione militare, e quindi dalla frammentazione delle comunità, da tutte quelle dinamiche tossiche che si creano all'interno delle comunità in cui ci si trovano, delle fratture che poi difficilmente si riesce a ricomporre, che ormai da 80 anni vengono perpetrate all'interno delle comunità, e quindi cercare di analizzare questo tipo di problematiche e trovare delle soluzioni per riuscire a ricomporre queste fratture, per riuscire comunque a creare un sostegno nei confronti di queste comunità. Quando parlo di comunità parlo ovviamente sia del popolo sardo in generale, ma soprattutto delle comunità che vivono in vicinanza ai poligoni militari, che vivono in delle situazioni molto pesanti, perché chi vive in prossimità, quindi facendo degli esempi, Marcidì, Teulada, Villa Puzzu, piuttosto che Perlas del Vogu, cioè ci sono ormai decine di paesi che vivono in prossimità dei poligoni militari, vivono in delle situazioni in cui
vige ormai da anni una quasi totale omertà nei confronti di quelle che sono le problematiche del poligono, perché ormai le manifestazioni e le grandi attività del 2014 risalgono a 10 anni fa. Dopo quegli anni di grande attivismo c'è stato un lento declino della critica nei confronti dei poligoni, e poi c'è stato il Covid nel 2020 che ha creato ha messo quasi una pietra tombale sopra l'attivismo e sopra le capacità aggregative, per cui ormai è già da qualche anno in cui il nostro obiettivo principale è quello innanzitutto di riuscire a ricreare dei contatti con le comunità, di ricreare e ritessere una rete tra le comunità, tra i vari attivisti, tra le varie gruppi di attivismo sparsi nel territorio, alcuni dormienti, alcuni che piano piano si stanno risvegliando, per riuscire a ritessere una rete su base regionale che possa di nuovo funzionare e di nuovo essere una forte contrapposizione, cioè avere una forte contrapposizione nei confronti dell'occupazione militare. Altre attività che stiamo svolgendo sono ovviamente i ricorsi che ormai da più di un anno portiamo avanti nei confronti delle esercitazioni militari, che è un nuovo metodo di lotta che stiamo portando avanti, che non si era mai intrapreso fino all'anno scorso, appunto. Infatti abbiamo fatto dei vari, 2 per ora, probabilmente arriverà il terzo ricorso al TAR, per far sì che il Ministero della Difesa presenti la valutazione di incidenza ambientale all'interno delle proprie esercitazioni, che è una cosa obbligatoria per tutti i cittadini italiani. Nel momento in cui si voglia portare avanti una qualsiasi attività che possa avere un impatto sull'ambiente, è nostro obbligo avere una valutazione di incidenza ambientale. Questo lo deve fare un sardo che voglia aprire un ovile in un qualsiasi territorio, il Ministero della Difesa, che ogni 6 mesi riversa centinaia di tonnellate, migliaia di tonnellate di ordigni sul nostro territorio, non ha mai presentato una valutazione di incidenza ambientale in 80 anni. C'è stato riconosciuto che effettivamente questa cosa dovrebbe essere fatta, cioè una valutazione dovrebbe essere fatta, ma al momento il Ministero non ha ancora presentato nulla di effettivo. È stato provato, hanno tentato di presentare una valutazione generica che dovesse valere da qui all'eternità per qualsiasi tipo di esercitazione, ma è una cosa che ovviamente non si può fare. La valutazione di impatto ambientale dovrebbe essere presentata per ogni singola esercitazione, per ogni tipologia di esercitazione, in base a quello che devono fare, a che tipi di ordini devono utilizzare, quindi a quelle che sono le previsioni di impatto ambientale. Oltre a questo, ovviamente, abbiamo un lavoro di attivismo, quindi organizziamo manifestazioni, organizziamo incontri pubblici, abbiamo pubblicato anche noi un libro l'anno scorso che si chiama Isole in Guerra, che nasce dalla collaborazione tra Popolo Corso, siciliani e noi sardi, che nasce da un progetto di volontà di internazionalizzazione da parte di Afforas in collaborazione con Infronte, che è l'organizzazione corsa con cui abbiamo avuto l'idea di scrivere questo libro. Questa visione internazionalista è nata dal fatto che ci siamo resi conto ormai da più di qualche anno che la lotta all'occupazione militare non può essere portata avanti esclusivamente localmente. L'occupazione militare è un problema geopolitico che è su scala mondiale
Di conseguenza, se anche domani dovessimo riuscire a liberare la Sardegna dall'occupazione militare, semplicemente staremo addossando questo nostro problema a qualcun altro. La problematica è proprio quella dell'occupazione di territori altri da parte di entità, in questo caso sono gli Stati Uniti, ma ci sono ad oggi 14 paesi nel nostro pianeta che occupano in maniera indebita territori di altre nazioni per le proprie basi militari. Per quasi 1200 basi militari sparse nel mondo estere all'interno di altri paesi. Ovviamente non sto qua a dire, ma quasi il 90% sono basi statunitensi. Per cui quello che noi stiamo cercando di fare adesso è di avere una rete anche internazionale. Inizialmente il progetto è quello di creare una rete fra tutti i popoli del Mediterraneo per riuscire a creare una rete di resistenza, comunque una rete che crei una coscienza e un'identità delle nazioni e dei popoli che possa contrapporsi a quella che è un'occupazione di un paese che sta esattamente dall'altra parte del pianeta e che porta avanti delle politiche che nulla hanno a che vedere in realtà con le volontà e con gli interessi di quelli che sono i popoli che occupano il Mar Mediterraneo, che per millenni è stato un mezzo di comunicazione, di scambio, di unione tra i popoli che si affacciano su questo mare, e ormai dal 1945, dalla guerra mondiale ad oggi, è diventata una frontiera su cui si dividono tre continenti, su cui si combattono tre continenti, ma in realtà sono guerre e volontà che, come ho già detto, vengono da ben lontano e che nulla hanno a che vedere in realtà con quelli che sarebbero gli interessi di questi popoli all'interno del Mediterraneo. Grazie. Possiamo approfondire magari la ripresa se volete. Va bene, una cosa che mi piacerebbe approfondire è sicuramente la storia del movimento contro l'occupazione militare in Sardegna. C'è una parte nel libro che descrive proprio la nascita di quel movimento nel novembre del 68. Insomma, mi piacerebbe che ce lo raccontassi. Grazie. È la storia di Pratobello, sì. Tornata in auge in maniera infausta e manipolatoria, purtroppo. Non mi soffermo su questo, è un altro argomento. Comunque, i simboli sono importanti e anche salvaguardare la memoria di questi simboli e ricondurli a ciò che loro sono stati è estremamente importante. La storia di Pratobello è una storia di riscatto non violento, di una collettività che era conosciuta per la sua violenza, a torto o ragione. Okay? Era una narrazione su Orgosolo e sugli ortolesi, e nel momento in cui questo movimento nasce questa fase di ascesa di quella che poi viene conosciuta e chiamata come la nascita del nuovo modello della criminalità sarda, che è il sequestro di persona, che ha visto diversi orgolesi protagonisti. All'epoca uno dei protagonisti più noti era Graziano Visina, che pochi mesi prima dell'avvio della mobilitazione per Pratobello era riuscito per l'ennesima volta a scappare dalla questura di Muro. Ma non è questo quello che volevo raccontarvi, che Orgosolo era un territorio assediato militarmente da un corpo di polizia speciale costituito appositamente per combattere il sequestro di persona, che erano i cosiddetti baschi blu, di stanza inizialmente ad Abbasanta, ma poi spostati su questa località nelle alture di Orgosolo, che è Pratobello, dove esisteva un villaggio abbandonato
un programma di riforma agraria che non aveva trovato poi, diciamo, un suo successo. Quindi esistevano questi edifici che erano sostanzialmente abbandonati, e quindi il primo pensiero è stato quello: ma perché non trasformare questo in un poligono di tiro? Gli edifici sono già presenti, sostanzialmente non abbiamo molto da aggiungere dal punto di vista dell'integrazione. In realtà ad Orgosolo già da un anno il circolo giovanile è promosso soprattutto da studenti universitari che ritornano ad Orgosolo. Erano molto attivi quelli che venivano chiamati all'epoca i circoli giovanili. I circoli giovanili era una sorta di seme di ribellione della gioventù barbaricina all'interno di queste amministrazioni, e il circolo di Orgosolo si opponeva in particolare alla perimetrazione di una parte del sopravvento di Orgosolo da destinare al parco, costituendo il parco Genercento. E quindi questa mobilitazione in realtà aveva già, come dire, avuto modo di sperimentare una capacità di messa in rete e anche di organizzazione politica. E quando vengono annunciate attraverso dei manifesti affissi nei muri di Orgosolo la richiesta da parte del Ministero della Difesa di evacuare quel territorio, perché quel territorio avrebbe dovuto essere destinato a un poligono militare, gli orgolesi, in particolare il circolo giovanile, si sono immediatamente attivati, decidendo di, attraverso delle tecniche, delle pratiche tipiche e come dire, trasposte del movimento non violento, che in Italia in quel momento stava sperimentando diverse tecniche, ma soprattutto, diciamo, negli Stati Uniti sperimentava con il movimento per il riconoscimento dei diritti civili degli afroamericani, queste tecniche di resistenza passiva. E la resistenza passiva diventa, diciamo, la tecnica di azione trasformativa importante adottata dal comitato giovanile di Orgosolo e poi esteso a tutta la popolazione attraverso delle assemblee pubbliche che venivano convocate anche in maniera un po', come dire, un po' piratesca, nel senso che per dare il segnale dell'assemblea, il segnale di riconoscimento, utilizzando quella che era il bando pubblico, cioè il megafono posto nella casa comunale, anziché chiamare all'assemblea, utilizzavano un ballo sardo, e il ballo sardo era il segnale che bisognava riunirsi nella piazza per l'assemblea. Quindi anche delle tecniche abbastanza creative da questo punto di vista. Però è anche una scuola di politica importante, perché in quella settimana di mobilitazione persone che non erano abituate a prendere la parola in pubblico imparano a parlare in pubblico, sanno che devono parlare, hanno solo 5 minuti di tempo a disposizione, e quei 5 minuti diventano 5 minuti strategici in cui devono raccontare tutte le loro cose, e in quell'assemblea decidono per l'occupazione di Pratobello, e l'occupazione di Pratobello avviene in maniera un po' rocambolesca. Persone che salgono su a Pratobello, salgono su nel senso che da Orgosolo a Pratobello la strada è tutta in salita, salgono su a Pratobello a piedi, le donne con i bambini, e le donne con i bambini sono in prima fila, in alcune testimonianze raccolte in un bel film che si chiama Salotta, raccontano, sì, di Francesca Enrichetto e di Maria, cognome di Maria, che figuraccia, non me lo ricordo, va bene, mi verrà in mente. Raccontano come fossero veramente molto sfruttate, nel senso, oggi non ci verrebbe mai in mente di metterci in prima fila davanti a basso. Non ci verrebbe mai in mente di metterci in prima fila a rischiare con i nostri bambini, ma noi eravamo determinate, noi volevamo occupare quel territorio lo occupano, ripeto, in maniera rocambolesca, spinte dalla polizia, assemblate, molte di loro arrestate e portate poi in questura a Nuoro verranno arrestate oltre 450 persone. Quindi in realtà è tutto un apprendimento, è un apprendimento collettivo, è una collaborazione collettiva, e soprattutto impongono a tutti di non utilizzare le armi di nessun tipo, compreso il coltello, che voglio dire nella pratica, nell'abitudine
della cultura pastorale il coltello non è considerato un'arma, è uno strumento, ok? Anche in quel caso, diciamo, il collettivo del circolo giovanile riesce a convincere che anche portare un coltello, ad essere fermati dalla polizia col coltello in tasca, avrebbe messo in pericolo, diciamo, tutto il movimento. Quindi anche da questo punto di vista c'è la capacità di gestire con rigore portare a casa il risultato. Il risultato è portato a casa dopo 5 giorni con una negoziazione che avviene a Roma attraverso degli intermediari politici nuoresi e il risultato è quello dell'abbandono del poligono. Quindi da questo punto di vista politicamente Pratobello entra, diciamo, nel pantheon dei movimenti sociali anche italiani, perché sostanzialmente Pratobello è ricordato da tutto il movimento non violento italiano come un unico e rarissimo caso di successo che ha visto una collettività contro lo Stato e contro l'esercito. E da qui poi sono nate tutta una serie anche di rappresentazioni di arte pubblica, perché l'arte pubblica nasce ad Orgosolo e diventa uno strumento importante anche di rivendicazione politica attraverso la politica dei murales, la politica dei poeti, il canto a tenore, dove tutto questo viene raccontato e viene ripetuto attraverso, diciamo, quella che è la narrazione di questa collettività. Grazie. Tra l'altro questo racconto dei fatti di Pratobello mi evoca una riflessione che ho fatto nei giorni scorsi durante l'organizzazione di una manifestazione contro le guerre il 26 ottobre, in cui si è fatto un grande lavoro di negoziazione, di mediazione tra organizzazioni molto differenti tra di loro, con una storia molto differente e molto distante. Questo elemento della pratica della non violenza mi sembra molto, molto attuale, perché quelle persone probabilmente avevano compreso una cosa che poi nel Novecento alla fine del Novecento sarebbe stata ancora più esplicita, che non ci si poteva confrontare con quello che Marco Revelli chiama il potere terribile dei dominatori con gli stessi strumenti dei dominatori. Quindi questa idea efficace di appunto lasciare a casa i coltelli, non praticare forme di violenza, se non attraverso magari forme di autodifesa, la trovo molto efficace e responsabile, perché ci sta raccontando, ci sta dicendo che il confronto tra noi, movimento contro l'occupazione militare a Pratobello e i poteri che sono sopra di noi, non è lineare, è asimmetrico. Quindi noi non possiamo avere gli stessi strumenti di coercizione che hanno loro, di sopraffazione dell'altro, per cui dobbiamo praticare le nostre idee attraverso l'alimentare forme di partecipazione, spazi di democrazia, attraverso la pratica della non violenza, quindi un nuovo linguaggio, una comunicazione differente che unisce generazioni differenti, ed è un po' quello che è avvenuto dopo Genova, dopo quel tentativo straordinario dei social forum globali di lotta al capitalismo, al neoliberismo e al patriarcato, e ad alle prime manifestazioni di lotta
contro la crisi climatica. Dopo quel tentativo c'è stata una nuova riflessione tra i movimenti per la pace, tra i movimenti contro la guerra, tra i movimenti contro le disuguaglianze, che vede proprio l'azione non violenta come una pratica nuova di confronto contro i poteri forti. Scusate questa mia riflessione. Beh, a questo punto possiamo aprire il dibattito e lasciamo la parola a voi. Intanto c'erano alcune persone che mi avevano chiesto di intervenire, tra cui Walter, che voleva fare una domanda particolare. Vieni Walter, che siamo in diretta su YouTube. Oh, che bello. Siediti pure qui. Allora, buonasera a tutti e a tutte. C'erano due domande, una rivolta alla professoressa e una alla rappresentante di Aforas. Alla professoressa volevo chiedere, non mi sembra, sono abbastanza certo che lei in qualche modo ha sottolineato il rammarico di una partecipazione di alcuni docenti dell'Università di Cagliari a collaborazioni con Leonardo. Mi sembra che c'era Leonardo, con la società che si occupa di armamenti. E la stessa cosa, con un ruolo significativo da parte dell'Università di Cagliari, è legato a studi sull'intelligenza artificiale e su quello che sono tutto il mondo legato agli hacker, a studi su appunto la pirateria informatica. E vorrei poi, se fosse possibile, che ci parlasse un pochino su questa che è l'iniziativa di un dottorato di ricerca sugli studi sulla pace. E invece per quello che riguarda Aforas, che tipo di conclusioni fate su quello, al di là della strumentalizzazione della legge Pratobello, ma che tipo di considerazioni politiche fate sulla raccolta di 220.000 firme, sì, sulla un'energia che non sia speculativa, ma che cosa può ricadere sulle vostre iniziative di fronte a questo manifestarsi abbastanza singolare nei numeri. E invece un suggerimento è di coinvolgere per esempio altri movimenti presenti nel Friuli Venezia Giulia, che hanno anche loro una serie di basi e una lotta all'inquinamento che queste generano. Grazie. Cioè, terribile la domanda che gli hai fatto su così una bella patata bollente pure. Allora, su Leonardo so poco, come molti di noi sanno poco, Sì. ma noi, salvo alcune cose abbastanza macroscopiche. Quello che sappiamo è che il poligono del Salto di Quirra per anni è stato affidato a privati per il test di materiali. Di che natura non lo sappiamo, perché non vengono riportati i registri, non c'è una documentazione, come accennava prima Gian Maria. C'è una debolezza dal punto di vista istituzionale della legislazione ambientale nel nostro paese, storica, ma lo è ancora di più nel caso delle basi militari, perché non c'è nessuna autorità che esercita un controllo su quanto viene fatto, nonostante i militari ogni volta dichiarino che dopo le esercitazioni viene fatta la bonifica. In che cosa consista la bonifica noi non lo sappiamo, così come non sappiamo che bonifiche vengono fatte dai privati che utilizzano quei territori. Quindi questo per noi rimane un grosso punto interrogativo, e da questo punto di vista il Lanusei è stato molto deludente, perché di fatto noi abbiamo visto una sorta di paradosso giuridico in cui lo Stato era contro lo Stato e questo Stato contro lo Stato non è stato in grado di dimostrare che cosa ha fatto questo Stato. Okay?
e quindi quella che era una dei capi di accusa più importanti. Ricordo che nell'apertura del processo di Lanusei il giudice Fiordalisi disse: i militari sanno di non sapere, e sapendo di non sapere hanno mancato il principio costituzionale di responsabilità. Ora, queste sue parole, che sono veramente dei macigni, in 9 anni non hanno esercitato nessun peso, e di fatto poi siamo arrivati appunto a quella che io ho chiamato a suo tempo una sentenza non sentenza, perché le motivazioni della sentenza le abbiamo lette a partire dal mese di agosto di quest'anno, cioè normalmente devono intercorrere 60 giorni e abbiamo aspettato quasi 3 anni. Quindi questa dà un po' la misura delle forze in campo e delle incapacità nostre a conoscere, e intorno alle basi militari c'è un grossissimo problema che è legato alla segretezza, ad ignorare ciò che accade in quei luoghi, e ciò che accade in questi luoghi neanche i senatori della Repubblica in sedi istituzionali, in commissioni parlamentari d'inchiesta, riescono ad avere informazioni, perché i militari ogni volta utilizzano il principio della segretezza e dicono: beh, omissis, noi non possiamo parlare, non possiamo dire questo. Quindi per noi questo rimane un grossissimo vulnus, ma sicuramente c'è anche una mancanza di volontà di indagine a capire che cosa accade realmente lì, perché in alcune sedute segretate della commissione un militare ha testimoniato che i registri di sparo non vengono compilati. I registri di sparo sono i documenti in cui mi dici che cosa hai usato, che cosa è rimasto sul terreno e come l'hai trattato quello che è rimasto sul terreno. Ora, la Regione Sardegna ha abdicato totalmente, attraverso le sue agenzie di controllo per l'ambiente, ha abdicato al controllo dell'esercizio sul suo territorio, così come lo ha fatto lo Stato. Quindi noi siamo di fronte a un uso macroscopico dell'ignoranza. La non conoscenza diventa lo strumento politico attraverso cui l'occupazione militare continua a perpetuarsi. Questa è la cosa più drammatica. Quindi noi non sappiamo che cosa viene fatto. Nonostante ci sia stato un miglioramento dal punto di vista della legislazione ambientale, di fatto, diciamo, le motivazioni continuano a essere queste. Quindi ciò che fa Leonardo continua a essere per noi un grande mistero. Altro è quello che un tentativo per il momento è riuscito, nel senso che domani iniziamo l'inaugurazione del primo ciclo di dottorato in studi sulla pace. È una rete hanno aderito, diciamo, alla rete dell'Università per la Pace, una rete di oltre 60 atenei italiani. Abbiamo cominciato come un gruppetto di 16 atenei, sembravamo un po' un gruppo di carbonari all'inizio, francamente un po' di questi peace and love, sì vabbè, forse la pace nel mondo, però poi proviamoci, insistiamo, abbiamo insistito, sono arrivati altri atenei hanno aderito, proviamo a fare un dottorato, oh, ma sì, ma no, sarà una cosa complicata, vabbè, proviamoci, ci abbiamo provato, dopodomani c'è l'inaugurazione ufficiale. Quindi per noi questo è, come dire, un momento di grande orgoglio, di grande impegno, perché sarà veramente è un grosso impegno per i dottorandi, per i docenti, per l'organizzazione. L'Università Sapienza è l'università capofila, e gli studenti che parteciperanno a questo progetto lavoreranno su 10 macro temi, dallo spazio all'uso delle tecnologie, all'inquinamento, all'educazione alla pace. Quindi i temi sono davvero molto articolati, proprio perché la pace noi dobbiamo aggredirla, scusatemi se uso questo verbo, però dobbiamo aggredirla da tutti i fronti, perché siamo di fronte a una deriva pericolosissima. Vi invito a leggere, poi vi manderò il link, una notizia dell'ADN Kronos che riporta le parole del generale Masiello, capo di Stato Maggiore, che ha dichiarato: sto valutando di chiamare il corso di Stato Maggiore con il nome che aveva in passato, scuola di guerra. Ok? Quindi la semantica è importante, perché questa semantica è carica di intenzionalità, e queste intenzionalità ci riguardano tutti, indistintamente. Grazie.
Prima di rispondere alla domanda che era rivolta verso me, volevo fare anche un approfondimento su quella che era nei confronti della dottoressa Elsi. Prima mi sono dimenticato, tra i tavoli di lavoro di Aforas c'è anche il tavolo di lavoro scuola e università, dove si va proprio ad analizzare quella che è l'infiltrazione e la permeazione che ha ormai l'esercito, il Ministero della Difesa nei confronti delle istituzioni scolastiche e delle università. Ormai ci troviamo quotidianamente ad avere visite delle forze della difesa, quindi dell'esercito, della marina, proprio dell'aeronautica, all'interno dei nostri istituti scolastici, a partire dalle scuole elementari ormai. Ho visite guidate addirittura di classi intere portate all'interno dei poligoni. Questo è parte di ovviamente di un'organizzazione, di un progetto che porta ad avere una costante militarizzazione crescente all'interno della nostra società, delle nostre comunità, quindi per avere sempre di più una percezione della normalità nei confronti della militarizzazione e della guerra, oltre al tentativo di portare nuove reclute all'interno delle forze armate. Questo però si declina in una maniera differente, con uno step ancora ulteriore all'interno dell'università, in cui ci sono strettissime collaborazioni tra Ministero della Difesa o addirittura tra aziende private produttrici di armamenti e intere fette della nostra università cagliaritana. Facoltà di ingegneria ha strettissime relazioni con Leonardo. Abbiamo decine di dottorati che ogni anno si dottorano avendo già un contratto firmato con il Ministero della Difesa, piuttosto che con aziende che vanno a produrre armamenti. Non solo, abbiamo avuto anche docenti dell'Università di Cagliari che lavoravano allo stesso tempo all'interno dei poligoni e che hanno scritto addirittura articoli sedicenti scientifici avvallando le teorie che i poligoni sardi potessero portare benessere e prosperità all'interno della nostra società. Per cui questa è una cosa che va analizzata, andrebbe denunciata, perché in realtà l'università dovrebbe essere un'entità esterna, autonoma, e che non dovrebbe avere nessun tipo di collaborazione nei confronti di un qualsiasi ente che come principale obiettivo ha quello di fare la guerra. Soprattutto guerra ormai non più di difesa, perché è dal 1945 che noi non ci dobbiamo difendere da nessuno, per cui l'Italia, nonostante quello che ci sta nella Costituzione, ormai da decenni porta avanti guerre di occupazione di territorio altrui. Detto questo, volevo rispondere alla domanda. Noi abbiamo fatto diversi incontri politici, sia interni, per ragionare su quella che è la situazione della spopolazione energetica in Sardegna, sia con i vari comitati territoriali, con il comitato di organizzazione regionale contro la spopolazione energetica. Ovviamente ciò che subito saltato agli occhi, che penso che sia palese, è che stiamo parlando di due facce della stessa medaglia, cioè fondamentalmente stiamo parlando della colonizzazione e della prosecuzione del colonialismo della nostra terra, non da parte di un ente militare come possono essere i poligoni, ma stavolta da parte di multinazionali che mirano a sfruttare il nostro ambiente e il nostro territorio esclusivamente per delle mire
di guadagno, quindi di speculazione, ma senza nessun tipo, ancora una volta, di progettazione da parte di entità e di enti che dovrebbero essere lo Stato piuttosto che la Regione, che dovrebbero essere degli enti super partes, che dovrebbero avere un certo livello di progettazione su quello che sono le necessità del nostro territorio e di conseguenza di cosa dovrebbe essere utile al nostro territorio, ma sono cose che abbiamo già visto nel nostro territorio, non c'è nulla di nuovo, a partire dal periodo delle miniere da fine 700 fino agli anni 50 o alla filiera dell'industria chimica degli anni 60 fino a oggi, che abbiamo ancora uno dei poli della petrolchimica più grandi d'Europa, in cui fondamentalmente, ed è una cosa che è successa in egual modo, come ci ha fatto vedere la dottoressa Eslu, anche per l'occupazione militare, fondamentalmente quelli che sono gli enti, e quindi la regione piuttosto che lo Stato, che dovrebbero essere i contrappesi nei confronti di entità private, per quanto riguarda l'occupazione militare, entità estere, che quindi hanno di per sé delle intenzioni che nulla hanno a che vedere o che comunque non collimano con quelle che sono le necessità della comunità, questi enti vengono, si nascondono dietro un dito o comunque, nella migliore delle ipotesi, vengono a mancare, perché ci sono delle situazioni in cui collaborano strettamente con quelle che dovrebbero essere le loro controparti, quindi con gli enti di speculazione in questo caso, con la NATO o il Ministro della Difesa nel caso in cui parlassimo delle basi militari. Ragione per cui il movimento contro la speculazione è un movimento che abbiamo da sempre cercato di appoggiare, con cui abbiamo collaborato a livello territoriale, no? Di Sassari e di Nuoro hanno collaborato con i vari movimenti nel Nord Sardegna, noi abbiamo collaborato con Selargius, col presidio di Selargius, abbiamo aiutato a fondare un movimento a Quartu, per cui c'è stata una stretta collaborazione, perché siamo perfettamente consci che stiamo parlando, come ho detto prima, di nuovo dello stesso problema che si ripresenta sotto altre spoglie. Di base la problematica, quello contro cui noi lottiamo, non è l'occupazione militare in sé, o perlomeno è anche quello, ma è il rapporto che c'è nel caso in cui dell'occupazione militare tra lo Stato e la Regione Sardegna, che è un rapporto totalmente subordinato, è un rapporto di natura coloniale, in cui noi non abbiamo nessun tipo di capacità decisionale su quello che è il nostro bene, su quello che dovrebbe essere fatto per la nostra terra, e allo stesso modo abitando per la speculazione energetica. Il fatto che ci sia stata una risposta dalla parte della raccolta delle firme così importante lo trovo estremamente positivo. Bisogna anche essere un minimo realisti e capire quelle che sono le forze in campo, perché non ci troviamo soltanto davanti a un movimento, o perlomeno ci troviamo davanti a un movimento che parte dal basso, quindi un movimento popolare in cui moltissime persone credono in questa lotta e si è riuscito a smuovere una fetta enorme della popolazione sarda. Ma tutto ciò viene cavalcato anche da entità che hanno interessi, che hanno ancora moltissimi interessi nel carbone fossile, nel gas, tra parentesi, l'anno prossimo dovrebbe iniziare il progetto di costruzione di un rigassificatore a Giorgino, che è una cosa contro cui bisognerebbe schierarsi, uno di quei mega progetti che non avranno mai un né capo né coda, perché da qui a che lo finiranno
avranno speso miliardi di euro e probabilmente non sarà più neanche utilizzato il gas come approvvigionamento energetico, però questa è una parentesi. Però ci sono ancora tantissime entità che cavalcano questa situazione. Un esempio palese è lo spazio che ha dato l'Unione Sarda a questo tipo di lotta, che è stato fondamentale, ma che non credo sia disinteressato comunque di uno che sta lì. Purtroppo lo sappiamo. La cosa che nel caso in cui si parli della lotta contro la speculazione, che secondo me è sempre bene ricordare che questa lotta non è contro la conversione energetica, anzi chi partecipa spesso è totalmente a favore e anzi si sono proposte diverse soluzioni come quelle delle comunità energetiche che possono portare a una conversione energetica che però sia una conversione utile e su misura di quelle che sono le necessità di un popolo, di un paese, di una regione e non delle tasche di multinazionali che per il 99% non hanno neanche sede in Italia e di cui della Sardegna poco interessa. Va bene, prego. Volevi fare un intervento? Non lo faccio fuori onda perché su YouTube non racconto le mie cose. Va bene, allora possiamo anche chiudere YouTube, non c'è nessun problema. Anche io posso chiudere YouTube perché ho qualche evidenza. Milioni di follower. Non c'è nessun problema, possiamo terminare lo streaming. Grazie.